È lunedì ed è arrivato il momento a mezzogiorno, puntualissimi come sempre, di dare il via a un'altra settimana insieme a un'altra puntata di Io Compro Siciliano Live. Bentrovati da Eliana Chiavetto, ormai San Valentino è passato, come andate è andata, caliamoci subito nel nostro mondo e nel territorio Made in Sicily che anche oggi conosceremo. E allora invito subito a raggiungermi qui in questo palco virtuale di Io Compro Siciliano Live, il primo ospite di quest'oggi che è Placido Salamone. Benvenuto Placido! Ciao, grazie del vostro invito, è un vero piacere sempre essere qui con voi. È un piacere per noi dare dei volti e far conoscere i luoghi, le storie che ci sono dietro i prodotti che possiamo tutti quanti trovare comodamente attraverso il portale del Made in Sicily www.iocomprosiciliano.com. E anche prodotti Casaleni Natural Bio sono dei prodotti che si possono trovare facilmente sul sito e che oggi conosceremo meglio, perché Placido tu in questo momento sei in laboratorio a Castel di Tusa in provincia di Messina. Sì, sì, io sono qua a Castellitusa. Castellitusa è il posto dove io vivo, dove io lavoro, è un borgo marinaro di eccezionale bellezza, che soprattutto in estate è apprezzato perché per il suo mare e anche per le sue bellezze anche naturalistiche. Io qua ci lavoro, chiaramente, la mia azienda è dislocata sia a Tusa che a Nicosia. Dedichiamo, insomma, un'azienda di famiglia che insomma conduciamo da generazioni. 5 Eh, generazioni, sono sì, tante. sì, sì. Io sono arrivato, non so come, diciamo che abbiamo seguito la storia dell'imprenditoria italiana da prima dell'unificazione ad oggi. Va. Ma questa cosa è straordinaria perché non è facile, cambiando i tempi, cambiando anche gli obiettivi, gli stili di vita, poter portare avanti un lavoro, ma quando si è fortemente legati al territorio, forse lì sta il segreto. Sì, certo, no, io sono insomma parte integrante del territorio, insomma, sotto questo aspetto non ci sono ombre di dubbio. Diciamo, sono legato da una passione profonda, questo sicuramente è un elemento fondamentale, insomma, nel mio lavoro, anche perché c'è tanto sacrificio e soprattutto tanto lavoro dietro, perché chi fa veramente agricoltura poi deve stare anche sul campo, deve seguire, deve lavorare materialmente, quindi il nostro è un lavoro di presenza, dove non possiamo delegare nessuno, spesso e volentieri nello svolgere le nostre funzioni. Eh sì, ecco qui che le realtà a conduzione familiare ancora di più raccontano queste belle storie virtuose, mi piace sottolineare. Allora, dai, tanto ormai ci sono abituata, è mezzogiorno, io arrivo qui nel mezzo di questa diretta già affamata e quindi scegliamo sempre di raccontare cose che fanno venire l'acquolina in bocca. Allora, da dove partiamo? Da quello che si fa con le olive, con i pomodori, perché qui c'è l'imbarazzo della scelta, veramente. Per non sconfessare quello che ti ho detto prima, cioè l'artigianalità, Eh. insomma, della mia azienda, chiaramente lavoriamo con i prodotti di stagione. Ora siamo per esempio in una fase in cui cominciano a Mm. comparire i cardi selvatici. I cardi selvatici, Mm. insomma, soprattutto in questo periodo, si raccolgono perché sono particolarmente teneri, poi no perché poi diventano duri a mangiare e quindi anche a cucinare. Noi facciamo con i cardi selvatici un prodotto, sono i patè di Cos'è? cardi selvatici, Patè che di cardi, sono. fino al patè d'olive, di carciofi magari ci arrivavo. Patè di cardi selvatici è la prima volta in vita mia che lo sento. Eh sì, allora la caratteristica è che è un prodotto che non è riproducibile a livello industriale perché i cardi sono un prodotto che già di suo è difficile, la raccolta è fastidiosissima la raccolta, te la assicuro, non la consiglio a nessuno. E la Un resa del sacco di prodotto è terra, eh? No, un no, poi non li sacco di laviamo. terra dappertutto per andare a raccoglierli innanzitutto. Sì, 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 ci vuole dei terreni vocati soprattutto, anche perché non si può andare a raccogliere il cardo selvatico dappertutto. Quindi noi siamo un'azienda in biologico, quindi lavoriamo all'interno della nostra azienda e quindi il prodotto che noi andiamo a ricavare è un prodotto sicuro già dall'inizio. Raccogliamo il prodotto, poi lo puliamo per bene e lo mettiamo, diciamo,
in acqua acidula, in maniera che conservi le caratteristiche. Acqua acidula significa acqua e limone, senza pensare chissà Nulla che di cosa. strano. Nulla di strano. E mettiamo poi il prodotto, diciamo, a bollire, perché si deve cuocere per bene. E poi con un normale procedimento di triturazione lenta, perché la velocità può danneggiare e ossidare anche il prodotto, Certo. realizziamo, diciamo, la poltiglia, il patè, che andremo poi a unire al nostro olio d'oliva, perché noi siamo un'azienda olivicola, anche facciamo olio extravergine di oliva biologico, e che andremo a, chiaramente nei prodotti a basetto si mette non l'olio extravergine novello, si mette un olio riposato, perché consente anche l'esaltazione di quelle che sono le caratteristiche del prodotto che andiamo a mettere. Su questo aspetto mettiamo poi insomma, il nostro marchio Casaleni Natural Bio, che è la nostra Quindi garanzia. scusami, in questo vasetto di patè di cardi selvatici, oltre ai cardi selvatici c'è l'olio, o un pizzico di sale probabilmente e poco... Chiaramente un sentore di limone, perché il È il limone sentore è di limone dell'acqua acidulata. Quindi soltanto tutto tre iper elementi. naturale. Sì, 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 tra l'altro è un prodotto, lo sto facendo, lo voglio dire perché è un prodotto a È bello basso perché contenuto ancora lo devi calorico. etichettare e tutto. Sì, perché qua dentro siamo ancora all'interno del laboratorio. Questo è un prodotto che è uscito fresco fresco dalla pastorizzazione, quindi ora andremo a seguire tutti i passaggi di etichettatura e quant'altro. E andiamo a fare, insomma, un prodotto che poi ha un basso contenuto calorico, quindi Certo. che ha un contenuto, insomma, elevato anche di antiossidanti. Consente, insomma, porta un prodotto ricco di fibra, quindi va bene anche per la regolazione intestinale. E chiaramente, diciamo, non è imitabile, quindi il fatto stesso che noi lavoriamo con prodotti che sono trasformabili soltanto attraverso un procedimento artigianale è garanzia che non possiamo prendere in giro nessuno. Quindi se io arrivo ad agosto e ti chiedo il barattolo di patè di carni selvatici, tu che cosa mi dirai? Che se ci sono ad agosto è perché sono stati fatti adesso, perché altrimenti è impossibile avere un prodotto del genere. È proprio la Esatto, quindi natura stessa. questo è Sì, 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 importante sì. da sottolineare. Ecco, la conserva poi ti permette appunto di mantenerlo anche al di là del tempo, però è fantastico perché ci permette di conoscere e di capire. Questo periodo quindi di carni selvatici, cos'altro c'è in questo periodo? Cosa si attende di fare a breve di lavorazioni? Guarda, l'ho detto, noi siamo un'azienda olivicola, quindi lavoriamo sempre e comunque con l'olio e con le olive, anche se oggi, anche se questa non è stata un'annata che ci ha fatto brillare gli occhi, perché ci sono stati nella nostra zona non pochi problemi per la produzione dell'olio e delle olive. Noi comunque abbiamo sempre garantito e garantiamo sempre una parte, insomma, alla nostra clientela di prodotto novello. Quindi a parte l'olio, diciamo che c'è sempre, noi lavoriamo anche con le olive. Mm-hmm. Aspetta, lo metto in posizione. Ok, Praticamente sono delle olive che noi io facciamo, adoro le olive. olive, ok. Che Allora, questo è il meraviglia. momento. Spiego perché parlo delle olive in questo momento, perché noi cosa facciamo a settembre, quando è il momento, insomma, in cui si raccolgono le olive da mensa, noi facciamo naturalmente la nostra raccolta di olive della sottovarietà Giarraffa cefalutana, cioè la Ok. varietà reale è Ogliarola messinese. Quindi noi entriamo, sono olive di Ogliarola messinese, che trasformiamo, insomma, poi facciamo anche olio, chiaramente, olio, insomma, monovarietale di Ogliarola messinese, e da questa sottovarietà che si può trovare eccezionalmente a Tusa in un'area molto ristretta, perché appunto è la nostra caratteristica, perché noi sono a Tusa chiaramente, e Tusa è una patria dell'olio. Non a caso si fa ogni anno la sagra dell'olio d'oliva, per tradizione. E siamo in un'area della grande tradizione olearia. Qua a Tusa noi facciamo
appunto da questi tipi di olive di varietà Giarraffa Cefalutana, ricaviamo quest'oliva da mensa che a settembre raccogliamo e poi conserviamo all'interno dei silos in salamoia per una durata di 6 mesi, quindi da settembre adesso, e questo è il momento in cui praticamente Giusto? noi andiamo a mettere queste olive adesso in lavorazione. Da questo poi ricaviamo i patè di olive e le olive in salamoia, che sono i prodotti, insomma, che noi mettiamo ora in commercio da fine febbraio in poi, Placido, ci vuole sostanzialmente. pazienza, penso, anche per un imprenditore per aspettare 6 mesi per rispettare quelli che sono i tempi per poter tirare fuori il meglio da un prodotto naturale, Eh, perché come in tutte le cose, gli acceleratori chimici o altri marchingegni vari possono esistere, esistono. strumenti, però voi avete fatto una scelta ben precisa, a partire dal Sì, fatto che sì, lavorate guarda. in biologico. Allora, le caratteristiche sono evidentissime anche a chi vuole, sia nel sapore che cambia completamente. L'alternativa che si trova facilmente in circolazione sono i patè realizzati, cioè le olive realizzate con l'impiego della soda caustica, che sono la stragrande maggioranza del prodotto che non artigianale che c'è in commercio, perché Certo. i tempi di maturazione di un'oliva di quel genere sono praticamente 3 giorni. 3 giorni contro 6 mesi. Ragazzi, qua è una Tre differenza giorni contro sei pazzesca. mesi. 6 mesi. La differenza è anche questa, però, che è un prodotto che chiaramente ha delle percentuali di sostanza chimica, perché la soda Certo. caustica, la soda caustica è un componente chimico. E oltretutto, chiaramente, va a snaturare il prodotto perché perde alcune caratteristiche nutritive fondamentali. Quindi anche un prodotto che sostanzialmente può essere buono al palato, può piacere a chi lo compra, ma fondamentalmente è in percentuali nocivo, perché è la verità, e poi chiaramente non salutare anche sotto l'aspetto di principi nutritivi, insomma, è privo di Certo, si alcuni vanno a principi, perdere. quindi povero Vabbè, di questo principi dobbiamo nutritivi. dire che in un mondo in cui si era distanti, in un mondo in cui potevi godere di questi prodotti solo quando eri lì vicino, no? Dici, vabbè, faccio la passeggiata fino a Castel di Tusa, lo posso fare. Se vivo in America, questa storia non mi Però, riesce. Oggi con il portale, con il web, per esempio, questi esatto, prodotti www.iocomprosiciliano.com, ordini il prodotto realizzato rispettando la natura, rispettando anche i tempi della terra e i modi della tradizione, che sono due componenti essenziali entrambe allo certo. stesso modo, però poi prendiamo il buono della tecnologia, digitiamo www.iocomprosiciliano.com e mi arriva a casa, ovunque io mi trovi, e quindi quella parte lì di moderno ce la prendiamo perché quello è un grosso aiuto. C'è anche da dire che noi come aziende, diciamo, e questo è l'aspetto anche, insomma, positivo, aziende agricole, nel corso degli anni abbiamo sviluppato delle migliori capacità di comunicazione, quindi sotto questo aspetto noi siamo un'azienda che ha un e-commerce, ha un punto vendita diretto, perché da dicembre noi abbiamo aperto il nostro punto vendita in franchising Casaleni Natural Bio a Santo Stefano di Camastre in via Vittorio Emanuele 75. Quello è un punto Coraggiosi di in un periodo riferimento. del genere. Lo so, infatti me l'hanno detto in tanti, ma diciamo siamo stati sempre insomma, premiati dalla nostra clientela, non ci è mai abbandonato, quindi avendo una buona base anche nel territorio dove vivo, anche a volte ho detto possiamo farcela. E devo dire che i risultati sono arrivati, insomma, sono anche in un momento di difficoltà dove tutto è difficile, come tutti gli imprenditori soffriamo anche noi in questo momento, Certo. però cerchiamo di fare un passo avanti invece di stare in stallo sotto questo aspetto. Abbiamo anche un video per conoscere meglio Casaleni Natural Bio. Vediamolo insieme su Io Compro Siciliano Live.
E qui abbiamo visto tanto dell'azienda agricola Casaleni, un po' riassunto in questo video. Abbiamo citato la lavorazione delle olive, quindi oli, patè, E anche la abbiamo nostra... citato così anche i pomodori, ma io ho visto dei cavalli meravigliosi in questo video. Quindi cambiamo Sì, siamo genere dei... completamente. Eh sì, c'è la parte zootecnica chiaramente dell'azienda, noi siamo allevatori, allevatori di antica data, allevatori di cavalli di antica data. La mia è una famiglia che alleva dal 1834 una razza di cavalli che storicamente è conosciuta come la razza reale di Ficuzza. Sono dei cavalli siciliani, chiaramente nel senso nati in Sicilia, che hanno ricevuto insomma un apporto di sangue del cavallo della razza di Persano, chiaramente legato a una dinastia importante che è la dinastia dei Borbone delle due Sicilie, cavalli che poi furono creati insomma nell'allevamento di Ficuzza, appunto vicino Palermo, e poi diciamo la mia famiglia poi acquistò e portò all'interno dei Nebrodi e siamo i depositari insomma di questo allevamento unico e raro di cavalli borbonici della razza reale di Ficuzza. Questa è la Quindi storia. sì, è bellissimo. Quindi oggi state recuperando, state tutelando questo cavallo siciliano. Sì, 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 stiamo recuperando anche questo patrimonio genetico di grande valore. Abbiamo, insomma, noi la nostra volontà, sempre come allevatori, chiaramente di far uscire fuori questa meravigliosa storia che racconta, insomma, di una dinastia, di allevatori, insomma, che hanno saputo conservare, insomma, questi cavalli e che esistono, sono quelli, sono reali, quindi è una storia vivente ancora che speriamo di raccontare con maggiore enfasi, insomma, più in avanti, insomma, con Con maggiore piacere. con piacere, grazie. Arrivano anche dei Eh, messaggi, ne leggiamo un paio, sono volati 20 minuti come nulla fosse accaduto. Luca Leonardi che dice hashtag io compro siciliano e noi ricordiamo www.iocomprosiciliano.com, salutiamo Luigi Malerba che ci dà il buongiorno, ancora John Blandi che ci saluta da New York, buon principio di settimana, una faccina sorridente arriva anche da Mauro Todaro, insomma ogni volta che si parla di buon cibo sono tutti prontissimi, questo lo voglio sottolineare. Salutiamo anche Maurizio Tumminia. Prima di salutarci ti voglio chiedere, Placido, il primo prodotto da acquistare per conoscere Casaleni Natural Bio, qual è? Allora, guarda, io ti posso dire questo, che diciamo, è un orgoglio, a parte l'olio che chiaramente è il nostro elemento principale che consiglio vivamente perché è, diciamo, il simbolo anche della mia azienda, del mio lavoro dall'inizio, quindi l'olio rappresenta sicuramente. E poi voglio farvi vedere la nostra farina di Farina. grano duro, semola rimacinata di grano duro, che è un prodotto che sto lavorando insomma da parecchio tempo, è un prodotto biologico ricavato da grano siciliano della varietà rusticano, che è insomma ideale, ottimo prodotto per la pasta, per la realizzazione insomma della pasta fresca. E poi siamo in fase di lavorazione, stiamo presentando anche la nostra farina per pizza, insomma, realizzata sempre con le nostre farine. È un Anche elemento questo può di... essere molto Ci tenevo a utile. dirlo. Ci tenevo a dirlo anche perché sul discorso della tollerabilità, insomma, delle farine, ci sarebbe da discutere parecchio e noi stiamo Dovremmo lavorando fare in una questo. puntata speciale di qualche ora, Sì. Noi probabilmente, o facciamo di anche la qualche farina giorno per d'avena. poterlo. Noi facciamo anche la farina Farina di d'avena avena. proprio per questo discorso. Sì, 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 perché l'azienda produce Considerato a ormai volte. un superfood l'avena, anche da Sì, chi è sì, molto sì. attento all'allenamento, eccetera, l'avena è molto importante. Abbiamo già detto Eh, tante cose, ce ne sarebbero ancora tantissime da dire, Placido, ma purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito, quindi noi vi ricordiamo Casaleni Natural Bio, lo trovate su www.iocomprosiciliano.com e poi immagino che se ci dovesse arrivare qualche altra domandina, Placido potrà rispondervi anche attraverso il web. certamente, certamente, certamente. Grazie Grazie Placido Salamone per a essere stato con Ecompresigliano, noi e per grazie a averci te. portato a Castel di Tusa.
Vi aspetto. Un Vi abbraccio e un ringrazio grazie anche. e un saluto a tutti, Dimmi. a tutti i nostri insomma, visualizzatori in questo È momento. vero, non è più pubblico i telespettatori e a tutti quelli che ci seguono vi invito a condividere le nostre dirette, così ci facciamo conoscere ovunque nel mondo ancora di più. Grazie ancora a Casa dei Natural Bio, ringrazio Paolo Gatto per la regia, Marzia Monreale, sempre preziosissima nella programmazione di tutti questi appuntamenti. Noi ci ritroviamo a mezzogiorno con una nuova puntata di Io Compro Siciliano Live. Ciao!